Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta pasta cellino 500 grammi a 50 centesimi, passata di pomodoro mutti 700 grammi a €1, olio condisano Dante 1 litro a €3, fragole confezione da 250 grammi a €1,29. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì, tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché, questa volta con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo da Barissardo con un brutto incidente accaduto ieri in una struttura ricettiva dove una bambina tedesca di soli 9 mesi è rimasta ferita dall'acqua bollente caduta da una pentola. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle autorità, la piccola si sarebbe accidentalmente tirata addosso il recipiente d'acqua in ebollizione. Momenti quindi di grande apprensione. La piccola, in vacanza in Sardegna con la famiglia, ha riportato ustioni di secondo grado al torace e agli arti inferiori. L'allarme è scattato intorno alle 18 e sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 che ha prestato le prime cure alla neonata. Vista la gravità dell'incidente e la giovanissima età della paziente, la centrale operativa Areus di Sassari ha disposto l'intervento del soccorso Ciolima 1 decollato dalla base di Olbia. La bambina è stata quindi trasferita d'urgenza all'ospedale Brosso di Cagliari, dove è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica, dove tuttora si trova. Nonostante le ustioni riportate, le condizioni della bambina vengono definite rassicuranti dai sanitari che continuano a monitorarla attentamente. Andiamo avanti, ancora cronaca, un brutto incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne tra Lozzorai e Talana lungo la strada provinciale che collega i due paesi. Il rogo ha interessato la vegetazione
in diverse località del territorio di Lozzorai tra Genna e Tremontis, tra Cucu e Fundemonti. A comunicare gli aggiornamenti è stato lo stesso sindaco Cesare Mannini. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento, hanno provocato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza, rendendo necessario anche il blocco della circolazione lungo il tratto stradale, quindi per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì, supportati da operatori e volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. L'incendio è stato domato nel corso del pomeriggio dopo ore di lavoro. La situazione è stata costantemente monitorata e le autorità hanno raccomandato la massima prudenza, invitando gli automobilisti a evitare il transito nelle zone interessate durante le operazioni di emergenza. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma il rogo ieri ha causato rallentamenti, disagi alla viabilità e purtroppo ha bruciato anche diversi ettari di vegetazione. Andiamo avanti, ci spostiamo a Tortolì. Si terrà oggi dalle 17 alle 19 nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo di Tortolì, in via Monsignor Virgilio 104, l'incontro conclusivo dedicato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, promosso nell'ambito del progetto di Peer Education realizzato in collaborazione con gli istituti comprensivi 1 e 2 della città. L'iniziativa, organizzata dal Servizio Sociale del Comune di Tortolì, è rivolta a genitori e docenti con l'obiettivo di offrire strumenti concreti per accompagnare i ragazzi a un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali e della rete, affrontando opportunità e rischi legati al mondo online. Durante l'incontro interverranno Simone Gargiulo, psicologo, curatore del progetto di Peer Education, e Pierluigi Sanna, responsabile della Polizia Postale di Nuoro e Ogliastra. Tra i temi affrontati ci saranno il ruolo educativo della famiglia nel rapporto tra giovani e tecnologia, la gestione responsabile dei dispositivi digitali, la prevenzione del cyberbullismo, dell'adescamento online e la tutela della reputazione digitale. Restiamo su Tortolì perché il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra ha convocato per venerdì 22 maggio alle 11 un incontro plenario rivolto alle imprese insediate nell'agglomerato industriale e nell'area portuale di Arbatax. L'appuntamento in programma nella sala riunioni del Consorzio rappresenta un primo momento di confronto diretto tra la nuova governance consortile e il tessuto produttivo del territorio. Nel corso dell'incontro il Consiglio di amministrazione illustrerà le principali linee di intervento previste per il futuro dell'area industriale, con particolare attenzione a infrastrutture, servizi e competitività. Alla riunione prenderanno parte anche l'assessore regionale all'industria Emanuele Cani, il presidente della prima commissione del Consiglio regionale Salvatore Corrias, il presidente della provincia Ogliastra Alessio Seoni, il presidente della Camera di Commercio di Nuoro Agostino Cicalo, oltre a una rappresentanza dei presidenti dei consorzi industriali della Sardegna e degli amministratori locali. Chiudiamo ora spostandoci a Villa Grande perché il sito archeologico di Sagar Caredda ospiterà sabato 23 maggio alle 17:30 l'evento Sotto lo stesso cielo, riti collettivi, visioni delle diane tra archeologia e contemporaneità. Iniziativa che unisce patrimonio archeologico e suggestioni letterarie nel ricordo di Grazia Deledda. L'appuntamento è curato da Archeonova in collaborazione con l'Università del Tempo Libero di Villa Grande ed è dedicata al centenario del premio Nobel assegnato alla scrittrice nuorese. L'evento fa parte del programma Le Parole di Grazia, promosso dal Distretto Culturale del Nuorese della Camera di Commercio. Nel complesso di Sagar Caredda, luogo simbolo dei riti e delle comunità nuragiche, prenderà forma un racconto partecipato tra archeologia e letteratura, con l'obiettivo di far emergere il legame tra memoria, sacralità e tradizioni ancora vive nella contemporaneità. L'ingresso all'evento è gratuito, è necessaria però la prenotazione contattando Archeonova. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.